amici, ben ritrovati, nuova puntata del Punto della Situazione, la rubrica bisettimanale che in Veneto Globe vi accompagna nel territorio a sentire, a captare quelle che sono le opinioni di vari personaggi delle varie associazioni che nel nostro territorio vivono e lavorano. Quest'oggi abbiamo voluto andare nel cuore del volontariato, non la protezione civile, ma abbiamo qui con noi il presidente di una Proloco, Proloco che sapete tutti in questo momento hanno avuto uno stop generale. Dall'altra parte dello schermo Lino Gazzarin, presidente della Proloco di Tovera. Lino, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Figurati, ci mancherebbe. Ecco Lino, di te volevamo il punto di situazione 15 marzo, stop generale di tutte le attività. Cosa ha voluto dire per la Proloco, ma per la Proloco di Tovera? Guarda, per noi è stato un fulmine a ciel sereno, praticamente avevamo tutto pronto, calendario, manifestazione, tutto. E vabbè, la salute prima di tutto, si mette la salute, si aspettano gli ordini dal DPCR, là, come si chiama, e aspettiamo che decidano cosa fare, perché finché non abbiamo delle linee guida è difficile anche pensare di mettersi a organizzare qualcosa. Naturalmente per Non si può. quest'anno molto probabilmente tutte le manifestazioni sono quasi annullate. Guarda, ho parlato con tutti i presidenti più o meno in videochiamata e tutti siamo di quell'idea di annullare e lasciare che riparta il tessuto sociale, nel senso i nostri ristoranti, le nostre osterie, i nostri... comunque lasciare a loro quest'anno. Noi andremo a fare le nostre sagre da loro. Infatti, a Questa è l'idea. proposito di aiutare il tessuto sociale, si leggevano in questi giorni le varie interviste rilasciate dal vostro presidente Polador. L'idea è quella delle Proloco di coadiuvare ristoranti e attività enogastronomiche del territorio con delle passeggiate nell'eventualità. Sì, adesso vedremo come fare, però si potrebbe essere anche quella un'idea. Magari aiutare, cioè portare la gente in giro per il luogo e magari dargli loro la possibilità di mangiare nelle osterie tipiche nostre. Certo, potrebbe essere. E ce ne auguriamo che il prima possibile riusciate anche a fare questa attività. Lino, la Proloco si è fermata come attività enogastronomiche, però come volontari voi siete sempre stati in prima fila. Beh, certo, ma noi abbiamo, beh, oltre le donazioni che abbiamo fatto all'ospedale di Conegliano, che vabbè, quelle, ok, però abbiamo distribuito 3 volte le mascherine, quindi abbiamo aiutato la protezione civile in quel che potevamo fare, naturalmente, nei limiti del possibile, perché tutti erano fermi e questo era da fare. E Però già l'abbiamo fatto. è un buon punto di continuità perché Proloco vuol dire anche questo, esserci per il territorio, quindi dare quello che si può quando si può. Lino, cosa posso chiederti di altro? L'augurio è quello di riuscire a tornare il prima possibile attivi. Un tuo pensiero per tutti i tuoi concittadini che ti stanno seguendo e per tutti i telespettatori che ci stanno seguendo. Un augurio. Beh, posso solo chiedere di stare vicino al territorio come fa la Proloco, nel senso non muoversi tanto, ma rendere viva il paese come farebbe la Proloco. E la Proloco sappiamo che lavora sempre nel giusto, coadiuvando e donando quando può tutto il tempo possibile e immaginabile. Lino Speriamo. Gazzarin, presidente della Proloco di Tovera, noi ti ringraziamo, sei stato gentilissimo. Questo tuo piccolo spaccato di mondo ci ha aiutato a capire meglio quali sono tutte le peculiarità delle Proloco e della Proloco di Tovera in particolare. Ci diamo appuntamento il prima possibile a una festa, magari alla tripla di Tovera. Speriamo, speriamo. Adesso vediamo. Potrebbe esserci qualche sorpresa a ottobre. Non ti Speriamo di anticipo niente sì. perché non si può, ma E noi potrebbe saremo esserci lì qualche sorpresa. e noi saremo lì con te per inaugurare questa sorpresa. Grazie mille Lino Perfetto. ancora e buona serata. Grazie a te, ciao.